Martedì 2 aprile, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. I nostri argomenti: le farmacie che diventano nuovi ambulatori di prossimità, poi paesaggi aperti, che ha fatto tappa anche a Catania, e ancora il futuro della ex Bluetech dopo il passaggio a Pelligra. Ma prima di tutto un'ultima ora alba infernale sul lungomare di Catania, per cause ancora da accertare, forse un cortocircuito, probabilmente. Ecco, vedete, è andato a fuoco il ritrovo cioccolato e caffè sul lungomare, Viale Ruggero di Lauria. In pochi minuti le fiamme hanno divorato proprio interamente il locale, danneggiato parte della palazzina. Sono ingenti i danni sul posto. Oltre al personale del 118 avete visto i vigili del fuoco, poi anche la polizia, e a quanto risulta una persona potrebbe essere rimasta ferita, non abbiamo ancora la conferma, con ustioni alle gambe e alle braccia, questa mattina all'alba sul lungomare di Catania. Parliamo di sanità malata adesso. 6 mesi per un'operazione di routine come togliere le tonsille, 2 anni addirittura per una colonscopia. Questo all'ospedale di Cristina di Palermo. C'è il rischio che i siciliani si rivolgano sempre di più agli ospedali di altre regioni, con un ulteriore aggravio dei costi per naturalmente i conti dell'isola. Vediamo. Non accenna a rientrare l'allarme liste d'attesa in Sicilia e non sembrano funzionare i correttivi che la Regione ha tentato di mettere in campo. Dopo lo stop imposto da Roma alla norma del collegato alla finanziaria che permetteva di usare le strutture private convenzionate per abbattere proprio le liste d'attesa, pagando le prestazioni con gli extracosti, ovvero le somme che la Regione vorrebbe indietro proprio dai laboratori di analisi, bisognerà adesso cercare una nuova soluzione. Come se non bastasse, la sanità pubblica rischia un conflitto con quella privata convenzionata e già i pochi medici disponibili sono sul piede di guerra, chiedono risorse per gli ospedali invece di puntare sui convenzionati. Intanto fra Palermo e Agrigento le liste d'attesa infinite negli ospedali costringono i siciliani a cercare soluzioni fuori regione, con costi che per la Sicilia lieviteranno in un triennio. La situazione più complicata riguarda i bambini. Sono circa 600 gli interventi programmati che restano in coda, 362 riguardano la chirurgia generale, ma ci sono 240 interventi di semplice asportazione delle tonsille, operazioni di routine che si accumulano visto che le urgenze fanno slittare gli interventi programmati. La lista si è comunque accorciata rispetto a 2 mesi fa, circa 140 interventi in meno. Nella Sicilia centrale invece la situazione è complicata anche per gli esami strumentali. Ad Agrigento, ad esempio, una colonscopia può slittare fino al 2026. Catania sempre più pedonalizzata, residenti e turisti si godono piazza San Francesco libera dalle auto, presto a zone pedonali anche via Corridoni e piazza Federico II di Svevia. Ma cosa ne pensano i catanesi? Nessun'auto in transito in piazza San Francesco non è un pesce d'aprile, ma è effetto dell'area pedonale che è stata istituita dal comune. E come potete vedere, ecco il cartello che lo indica. È una Catania a misura d'uomo, con il centro storico sempre più off limits alle auto. Tutti a piedi anche in piazza San Francesco, un simbolico regalo di Pasqua dell'amministrazione Trantino che dal giorno del suo insediamento sta puntando tutto sulla pedonalizzazione. Naturalmente, e per ogni cambiamento, ci sono favorevoli e contrari. Pure questa è diventata isola pedonale e quindi le persone possono passeggiare tranquillamente. Infatti noi abitiamo a Gravina. Stiamo scesi a Catania per farci una passeggiata. Per me che abito qua a 50 metri è un disagio, perché paghiamo la sostare e nemmeno troviamo anche posto. Quindi sarà più difficile trovare posto per lei? Per tutti, no per me. Quindi lei è contrario all'isola pedonale? Ma per me di una mano è buona, dall'altra mano è contrario. Bisogna abituarci, bisogna adattarsi a quello che si presenta. Prossimo step, la pedonalizzazione di piazza Federico II di Svevia. Io penso da commerciante ma anche da cittadino che la chiusura del centro storico è una cosa fondamentale in tutte le grandi città e Catania è una grande città. Il problema è che al momento non è pronta dal mio punto di vista, bisognerebbe rallentare e nel frattempo creare servizi come parcheggi pubblici, navette che mettano nelle condizioni i cittadini di poter scendere nel centro e goderselo. Siamo al calcio, non bastano Brunori e 2 gol di vantaggio, il Palermo si fa rimontare e perde a Pisa. Finisce 4-3 per i toscani che conquistano i 3 punti in pieno recupero.
Ancora una delusione, ancora un'occasione sprecata da parte del Palermo. Nel giorno di Pasquetta rosanero sconfitti a Pisa per 4-3 al termine di una nuova gara rocambolesca. Palermo avanti 2-0, poi 2-2 Pisa, 3-2 Palermo con un uomo in meno e nel finale 4-3 Pisa che vince una partita pazzesca. Ma le colpe sono di una squadra che non regge la pressione, che quando si ritrova in vantaggio poi ha un netto calo fisico e rovina tutto. Anche oggi è stato così. Rosanero in vantaggio con questa bella punizione di Brunori e 1-0. Il Palermo gioca meglio e crea occasioni. Brunori allora per Lund, tracciante del terzino americano e palla all'angolo, 2-0. Pomeriggio tranquillo per i tifosi palermitani? Assolutamente no. Nella ripresa il Pisa esce la testa fuori dal guscio e accorcia con D'Alessandro. Al 63esimo è già 2-2, ristabilita la parità con questo gol di Bonfanti. Il Palermo resta in 10 per il doppio giallo a Gomez. I minuti scorrono e intanto Vasic si procura un calcio di rigore. Brunori è implacabile, 2-3, ma ovviamente non è mica finita. Tramoni, come all'andata, è una spina nel fianco per i siciliani. Così arriva il gol del 3-3 e al 90esimo quello del sorpasso definitivo. Doppietta e 3 punti al Pisa. Palermo che può ancora una volta solo rammaricarsi di aver gettato al vento un'occasione d'oro per rientrare nel circolo delle grandi. Vuoi partire da questo? Partiamo Andro? proprio da questo, guarda Michele, perché siamo su Repubblica Palermo e evidenziamo come ancora una volta il Palermo abbia vissuto un pomeriggio davvero complicato, ennesimo pomeriggio rocambolesco dallo 0-2 al 4-3 finale a Pisa. Dopo la prima rimonta Brunori aveva siglato il gol del ritorno al vantaggio 3-2, poi il crollo, Corini non riusciamo a tenere equilibrio e il solito Palermo spreca i vantaggi e perde anche il quinto posto. Palermo dunque che nella lotta per un piazzamento nei playoff va a fatica. E allora, visto che stiamo parlando di calcio, ne approfitto e adesso andiamo a parlare anche di Catania, perché stasera si gioca al Massimino che è stato chiuso al pubblico per i fatti di Padova. Si gioca la finale di ritorno con la formazione padavina, per l'appunto Catania-Padova, show in un Massimino deserto e una finale tristissima. Calcio d'inizio alle 20:30, con il pensiero fisso sulla salvezza da centrale in campionato, la formazione rosso-azzurra prova a recuperare il 2-1 subito nel match di andata. Ci saranno sugli spalti 1500 ragazzini delle scuole calcio affiliate, saranno i nuovi testimoni della speranza. 20.000 fuori dalla porta, in condizioni normali lo stadio sarebbe stato stracolmo, 0 coreografie ed una premiazione con Zola in mezzo al campo senza applausi. Questo è quello che sarà l'epilogo di questa competizione, e ci sarà anche per l'Igra in tribuna il vicepresidente Grella. Vinciamo anche per lui quanto riguarda le scelte tecniche, un 4-3-3 con Di Carmine dal primo istante. Questa è la domanda del pezzo di Giovanni Finocchiaro. Torrente, tecnico del Padova, serve una prestazione perfetta. Lanciato il brano Cuore Rosso Azzurro, un inno alla positività. Questo è quello che diciamo riguarda il calcio. Adesso invece andiamo alle altre notizie della giornata. Cominciamo con la prima pagina della Sicilia, che ha una curiosità in apertura in testa: il concorso dei vigili del fuoco, esclusi tutti i candidati con diploma superiore, ma questo è accaduto soltanto a Catania. Quindi tutti i candidati che hanno un titolo di scuola media superiore sono stati esclusi. Poi per la giornata di Pasquetta c'è stato un infortunio a Belpasso, 3 giovani sono rimasti ustionati da una fiammata del barbecue, uno è in gravi condizioni. Poi ci sono le altre notizie: la Meloni-Schlein fra duello e spine verso il confronto televisivo, rebus sulle liste, il governo testa su fiducia a Santanchè e Salvini. Poi c'è un'intervista a Raffaele Stancanelli che nelle pagine interne potrete anche approfondire. Stancanelli lascia Fratelli d'Italia, garante di un patto per il Sud, ecco perché ho detto sì alla Lega. E ancora in prima pagina, fotonotizia, leggiamo insieme Sentinelle. Cosa significa? Le forze della 4ª divisione navale di Augusta da domani impegnate in Mediterraneo con Mare Sicuro. Questa è l'operazione che si svolgerà nel Mar Mediterraneo. E poi Ilaria Salis ringrazia Mattarella, impressionata dalla rapidità. Per il tennis l'elogio ovviamente per Sinner, che
è ormai il numero 2 del mondo e punta a diventare il numero 1. Sinner prepara Monte Carlo, gli esami sulla terra rossa potrebbero farlo diventare il primo tennista del circuito mondiale di tennis. Approfondiamo qualche notizia dalle pagine interne e torniamo allo stupro di gruppo avvenuto alla Villa Bellini di Catania. Parte attiva dello stupro non solo degli ispettori. Le motivazioni del Tribunale del riesame, che ha confermato il carcere a 2 dei 7 egiziani coinvolti nello stupro di gruppo, sono state depositate e quindi insomma si legge che sono state parte attiva. E poi ancora i minori aggrediti invece alla villa qualche giorno fa, di cui ci siamo occupati nei nostri telegiornali, PD e noi moderati, inviare uomini, servono degli uomini per avere maggiore sicurezza, maggiore controllo. Questo per quanto riguarda la città di Catania. Ancora leggiamo a Pasquetta, relax, mare e cultura, tanti catanesi che hanno scelto di rimanere in città e i turisti che hanno visitato musei e mostre, dall'anfiteatro romano al Duomo, vacanzieri in giro per il centro storico, a piedi oppure in bicicletta, un clima ideale per godersi Catania. Ieri è stata davvero una giornata record sul fronte del clima, con addirittura punte di 35 gradi nel Messinese. Questo è quello che ci raccontano le cronache. Le altre notizie, sempre dalle pagine interne, ecco, della Sicilia, c'è l'intervista proprio a Raffaele Stancanelli. Ecco perché ho detto sì a Salvini, l'eurodeputato garante di un patto per i siciliani, in lista dunque con la Lega. E poi ancora, convinto da fatti concreti, non solo Ponte, Calderoli, impegno sui LEP, tutelata la mia identità di destra. E poi l'addio a Fratelli d'Italia, ho comunicato la scelta agli organi dirigenti, maltrattato dal partito, non alimenterò i veleni. Quindi insomma, Bon ton. Assolutamente un divorzio, diciamo, indolore da questo punto di vista, senza polemiche. Siamo al Giornale di Sicilia. Leggiamo la prima pagina e il titolo è dedicato agli incendi. Riparte la stagione del fuoco, dalla Palermitano al Trapanese all'Agrigentino. Ai primi accenni d'estate gli incendiari tornano all'opera. Situazione critica a Gibilrossa, dove roghi sfiorano le abitazioni. E poi ancora agricoltura in crisi, per la siccità si aggrava la situazione degli invasi. La cronaca, Serra di Falco, siamo nella giornata di ieri, si schianta con la moto e muore a 30 anni, si è scontrato con un carro attrezzi, inutili soccorsi alla Santeria di Caltanissette. Poi la foto notizia che è dedicata proprio al Palermo, eccolo qui, Patatrac Palermo, in vantaggio 2 volte, si fa rimontare e perde. Poi ancora le altre notizie, c'è stata un'aggressione a Carine, ha litigato con il vicino, lo ha ferito a coltellate, siamo nel Palermitano, la strage di Altavilla, Barreca trasferito e il legale si oppone, le feste della favorita, niente grigliate ma cumuli di rifiuti. Questa è la sintesi del Giornale di Sicilia per la giornata di Pasquetta. Adesso siamo invece alla prima pagina di Repubblica Palermo. La rincorsa del turismo, l'isola è già sold out, aeroporti, città e parchi archeologici presi d'assalto nel weekend pasquale. Poi c'è un caso che viene evidenziato sempre da Repubblica, affitti brevi in crescita del 45% all'anno. La fotonotizia, ne abbiamo già parlato, a Palermo rimontato 2 volte, naufragio Rosanero a Pisa. E ancora le vicende che riguardano invece la città di Palermo. La CGIL chiede alla Galla, al sindaco, di frenare la filiera degli appalti. Questa è la prima pagina di Repubblica Palermo. E allora cerchiamo di avere qualche dato in più, qualche notizia in più. Numeri record per gli aeroporti e i parchi archeologici in Sicilia. Il 90% dei nostri clienti sono stranieri, dipendiamo dall'offerta delle compagnie aeree. Vedete a parlare il responsabile degli albergatori di Taormina in questo caso, che abbiamo anche ascoltato nei giorni scorsi ai nostri telegiornali. Turismo, eccolo qui, trampolino di Pasqua, il weekend di festa ha fatto registrare un'ondata di arrivi nell'isola, ma
sull'estate c'è l'ombra delle carenze infrastrutturali. E sempre a proposito diciamo di turismo, di vacanze, affitti brevi in un anno più 45% è la corsa all'oro per Palermo, ma il patrimonio edilizio è in pessimo stato per i residenti che faticano ad acquistare casa o a trovarne una in affitto. Ma intanto ci sono degli scatti con i vacanzieri che sono goduti nella giornata di ieri davvero qualche ora di grande relax. Ancora sempre dalle pagine interne del quotidiano Repubblica, l'edizione di Palermo, la strage di Altavilla torna di nuovo a farsi sentire, a parlare Barreca. Noi nei reclusi c'è il demonio, voglio scacciarlo io. Barreca è stato trasferito ad Enna, gli agenti penitenziari hanno ricevuto minacce velate da parte di chi non voleva l'uomo nel carcere. Incontro fra gli inquirenti per valutare l'interrogatorio della figlia 17enne. Insomma, una storia, un giallo che non finisce mai, giorno dopo giorno si arricchisce di nuovi episodi. Ma intanto, a proposito invece del pentimento di Sandokan, il boss dei casalesi Francesco Schiavone, i segreti siciliani di Sandokan, pentito, un patto con il fratello di Totò Riina. Questo dunque è quello che si aspettano probabilmente le conferme da parte degli investigatori, da parte proprio di Schiavone. Lasciamo anche Repubblica Palermo, siamo adesso alla prima pagina della Gazzetta del Sud e chiudiamo la rassegna stampa regionale. Le istanze di Messina al tavolo romano, Basile, il sindaco chiederà risposte sugli impianti, le opere connesse, i tempi dei cantieri, i temi che il sindaco affronterà nella conferenza dei servizi il prossimo 16 aprile, che sarà dedicata proprio al ponte sullo Stretto. Anche qui 2 foto, intanto vacanze pasquali, segnali positivi per l'Eolia e per tutto il messinese, e poi l'attuazione dei piani di mobilità a Messina, piste ciclabili, tornano i lavori, ben 19 chilometri al centro e anche ai laghi. E chiudiamo con una notizia che ci comunque proietta sui fatti internazionali. Raid israeliano a Damasco, molti morti, attacco mirato all'ambasciata iraniana, ucciso un alto comandante dei Pasdaran, e vedremo che tutti i quotidiani nazionali parleranno di questo tema. Sì, lo vedremo fra poco, facciamo una breve pausa. Buongiorno Sicilia, rimanete con noi. Così di nuovo insieme, è il momento della rassegna stampa nazionale con Angelo Gagliano. Allora, stamattina il Corriere della Sera ha 2 fatti in primo piano. Vediamo la prima pagina. Intanto sicuramente il raid di Israele, generale iraniano ucciso a Damasco. Gli Ayatollah, la nostra risposta sarà dura, colpito un palazzo dell'ambasciata di Teheran. E poi vedete accanto c'è la foto, una notizia positiva sicuramente, mentre dall'altra parte c'è la guerra. In primo piano, come possiamo vedere, c'è la filosofia di Yannick, io numero 2, conta la famiglia. Quindi dopo il trionfo di Miami c'è la confessione, le parole di Yannick Sinner, che si rivela sempre più sorprendente non solo in campo ma anche fuori diciamo dal campo di tennis. E poi le altre notizie, perché ci sono state le elezioni anche in Turchia, Erdogan battuto e adesso praticamente le città sono in mano all'opposizione. Bisognerà vedere che cosa farà il sultano turco. Per il premierato, voto e tensioni, duello sulla legge elettorale. E poi il grazie della Salis a Mattarella per il suo tempestivo intervento. Questa è la prima pagina del Corriere. Invece all'interno del Corriere parla di Medio Oriente in fiamme. E vediamo in Siria raid sull'ambasciata iraniana a Teheran, Israele pagherà, colpito il compound diplomatico a Damasco, morti 7 Pasdaran, tra cui un alto generale iraniano. E ancora, vedete, anche Repubblica stamattina, Israele attacca l'Iran, ucciso un capo Pasdaran con un raid su Damasco, distrutta la palazzina adiacente all'ambasciata, almeno 8 vittime tra gli uomini dell'apparato. Teheran promette vendetta e il monito di Washington non è nei vostri interessi. Lo Shin Bet arresta la sorella di Ismail Haniyeh, il leader di Hamas esiliato a Doha. Insomma,
c'è davvero tantissima tensione, ma c'è tensione anche in Israele, perché la piazza ancora una volta è contro Netanyahu e lui mette al bando Al Jazeera. Riprendono le manifestazioni per chiedere nuove elezioni, Stati Uniti preoccupati dalla norma contro la TV del Qatar, quindi situazione davvero piuttosto tesa. Questa è un'immagine di quanto accaduto in Siria a Damasco, bombe israeliane su Damasco, raso al suolo un palazzo dell'ambasciata iraniana, nel raid resta ucciso un leader delle guardie rivoluzionarie, c'è l'ira di Teheran, risponderemo, e vedete Netanyahu sfida all'Iran, almeno 8 i morti durante questo attacco che si è svolto. L'attacco mentre era in corso una riunione con la Jihad islamica, questo evidentemente è stato segnalato dai servizi segreti israeliani. Israele attacca il consolato d'Iran, era in corso un vertice jihadista, rasa al suolo la sede diplomatica a Damasco, Teheran replica la nostra reazione sarà dura, alto rischio di escalation di Hezbollah, pronto a difendere l'alleato iraniano, sappiamo cosa fare. Insomma, questo per quanto riguarda le tensioni che sono in Medio Oriente, ma la situazione in Turchia adesso comincia a scaldarsi anche perché il Corriere della Sera parla della primavera degli anti-Erdogan, il sultano perde tutte le città, l'opposizione supera il partito proprio di Erdogan a livello nazionale, il presidente paga la crisi economica. Queste sono le osservazioni fatte dal Corriere. E poi anche sulle pagine interne di Repubblica, la Turchia si rivolta, Erdogan perde le città, il sultano di Istanbul non è più maggioranza, la sconfitta ad Ankara e nei grandi centri potrebbe stoppare il leader da qui al 2028, pesano autoritarismo e inflazione, ora l'opposizione controlla l'80% dell'economia, il leader voleva cambiare la carta per governare ancora, adesso è più difficile. Vedete poi lo sfidante chi è Imamoglu, l'anti-Erdogan, il sindaco di Istanbul, sconfigge il partito del sultano e ora guida l'opposizione, pronto per la corsa alle elezioni presidenziali, governo KO nelle grandi città. Questa è la situazione. Torniamo di nuovo alle prime pagine. Dalle prime pagine, come vedete, ci sono due foto piuttosto forti, no? Perché da una parte c'è Damasco con il raid contro l'edificio dei Pasdaran iraniani in Siria, poi Istanbul, le feste dei sostenitori proprio dello sfidante. Attacco ai Pasdaran è il titolo principale, Erdogan perde le amministrative, la Turchia laica ora spera per l'appunto nel nuovo leader, in un nuovo leader. Poi ancora vedete una curiosità che però si ritrova su diversi quotidiani stamattina, cioè il caso. Qual è il caso? Un'arma segreta degli 007 russi dietro la sindrome dell'Havana. Un approfondimento che viene fatto, ma perché si parla di questo? Perché c'è la convinzione che intanto Mosca e questa idea folle, la folle teoria dei chip manovrati, i killer del Crocus, nuovi arresti legati all'ISIS, ma il governo insiste a puntare il dito contro Kiev e anche contro Washington. Ma questa notizia stamattina è un po', la riprendiamo dalla prima pagina anche di Repubblica, la sindrome dell'Havana, colpa di un'arma segreta, gli 007 russi sono sotto attacco, inchiesta del tedesco Spiegel, anche di CBS Insider, rivela microonde dietro i malesseri dei diplomatici, un ex agente CIA trattato da isterico perché stavo male, gli USA preferiscono non sapere. Insomma c'è una cortina dietro a queste notizie che praticamente portano a fare pensare, ecco, l'ultima pista di Mosca, terroristi col chip in testa, teleguidati dagli ucraini. Secondo i russi. Cioè, non so se ricordate il film Matrix, una cosa di questo genere potrebbe essere. La Russia insiste sulla regia occidentale, denunceremo Kiev per l'attentato al Crocus, gli 007 del Cremlino accusati di aver usato armi a ultrasoni contro i diplomatici USA a L'Havana. Quindi ci sono dei complotti. Da una parte gli americani pensano insomma, che i 007 del Cremlino abbiano usato questa arma nuova e dall'altra parte la Russia invece dice che i terroristi avevano un chip in testa e staremo a vedere
È difficile. Ma non si sa se disponiamo di queste tecnologie così avanzate. No, probabilmente se qualcuno si spinge a dire queste cose, forse si potrebbe pensare. Allora, vediamo anche la prima pagina della Stampa, perché vedete è un po' simile all'apertura che fa la Repubblica stamattina, perché l'alba della Turchia è riferimento evidentemente al risultato elettorale con il sultano con i piedi di argilla, scrivono. Dall'altra parte la notte di Israele, Bibi assediato ritrova l'aiuto USA, quindi insomma sono due vicende che in qualche modo forse potrebbero anche a un certo punto stare legati, perché sappiamo che Erdogan ha una sua idea, l'idea quella di Mosca, che ci siano tra gli attentatori sono dei collegamenti con alcuni paesi occidentali. 1 miliardo di debiti per curarsi, questo è un approfondimento che stamattina ha la Stampa. 9 milioni di italiani in difficoltà per le spese mediche, 1 su 3 costretto a rivolgersi al privato, e questa notizia viene riportata proprio nelle pagine interne. Nonostante i 520 milioni stanziati dal governo, le regioni sono in affanno. L'esempio del Piemonte, garantita nei tempi una visita cardiologica su 2, in Liguria soltanto il 19%, il 50% si rivolge al privato. Ne abbiamo appena parlato anche in Sicilia. È il sistema evidentemente sanitario che necessita evidentemente di altri di altri aiuti, di molti aiuti. Adesso andiamo a vedere le altre prime pagine di questa mattina. Cominciamo con Avvenire. Avvenire parla, la nostra Africa, scrive: Mattarella in visita in Costa d'Avorio e in Ghana per stringere rapporti di cooperazione, un modello Italia di sviluppo reciproco promosso con imprese, missionari e terzo settore. E poi Pasdaran colpiti a Damasco, nuova tensione tra Israele e Iran, scambio di prigionieri, il Papa chiama Mosca e Kiev, quindi ancora Papa Francesco che prova a fare da mediatore. Si parla anche di autismo stamattina, cruciale la prognosi precoce per questa sindrome che è davvero sempre più in crescita. Siamo sul giornale Adesso. Le università italiane amano le dittature, mentre si chiede il boicottaggio dell'intesa con Tel Aviv, accordi accademici con Iran, Russia, Corea del Nord e Cina. Nessuno però protesta, scrive il giornale. Poi, attenzione, tempismo sospetto, l'inchiesta sul Covid piomba sulle europee. La procura indaga sugli SMS scambiati tra von der Leyen e la D di Pfizer. Adesso c'è un'inchiesta e vedremo a che cosa porterà. L'operazione, la Farnesina porta a casa un'altra italiana, ma che immobilismo, come dicono i Salis, rimpatriata una bimba malata da Phuket. Questo è quello che scrive il giornale. Siamo sul Sole 24 Ore che stamattina si occupa delle imprese. Per gli aiuti servirà un test, quindi test per i magistrati, ma adesso un test anche per le imprese. L'obiettivo è semplificare, ma anche verificare l'efficacia delle varie misure. Il Ministero delle Imprese prepara 2 decreti previsti dalla delega di ottobre del 2023. E anche qui sanità, con i conti in crisi, l'Italia spende la metà di Francia e Germania. E ancora, prima pagina stavolta del Fatto Quotidiano, eccolo qui, Unione Europea, 500.000 euro a Mediaset, esportiamo conflitti di interesse tra partnership e bandi dedicati. Quindi stamattina il Fatto Quotidiano punta i suoi riflettori su questa vicenda. Paura per Santanchè e Salvini. Tutti in aula, domani le mozioni di sfiducia in Senato. E quindi il numero 1 del Senato fa la Pasqua con Daniela, al Twinga i partiti temono i franchi tiratori e inchiodano gli elettori per votare. Questo il Fatto Quotidiano. Abbiamo il tempo ancora per qualche prima pagina. Vediamo quella di Libero. Pfizer Gate, Ursula nei guai, punturone a Bruxelles, a 2 mesi dal voto fioccano l'inchiesta, la von der Leyen sotto il tiro per gli sprechi fatti dall'Unione Europea sui vaccini e una registrazione imbarazza
Orban, e poi c'è chi dice no, Vasco Rossi e Albanese bastonano la sinistra italiana. Evidentemente ci sono degli approfondimenti che vanno letti. Israele spegne Al Jazeera, Biden è furioso per questo motivo. Vediamo anche il manifesto. L'erba del vicino, il titolo che vediamo si riferisce alla Germania. La Germania è un passo avanti al resto d'Europa. Da ieri il consumo e la coltivazione della cannabis sono legali, pur con regole precise. Una boccata di ossigeno per 4,5 milioni di kiffer che festeggiano e una lezione per l'Italia dove per 25 grammi si rischia il carcere. Mi fermo qui. Bene, facciamo una pausa, diamo un'occhiata al tempo prima di uscire di casa. E poi il primo nostro ospite per parlare delle farmacie che cambiano e diventano nuovi ambulatori di prossimità. Capirà meglio che cosa significa. State con noi, buongiorno Sicilia. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Anticiclone in rinforzo sul nostro territorio per quanto riguarda la giornata di martedì, a garanzia di condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati. In dettaglio in Sicilia la giornata di martedì trascorrerà all'insegna del bel tempo. Avremo solo il passaggio di innocue velature, ventilazione che soffierà ancora sostenuta con mari fino a mossi, però i venti tenderanno progressivamente ad attenuarsi, venti appunto di scirocco in attenuazione, temperature massime quindi in lieve flessione ma con clima comunque mite, valori fino ai 24 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di mercoledì, sole ancora una volta protagonista, cieli sereni o poco velati, venti come dicevo in attenuazione, saranno deboli o moderati con mari calmi o poco mossi, clima ancora una volta piacevole con valori però non oltre i 20-22 gradi. Tutti i dettagli come sempre sull'app di Trebi Meteo. Posso dirti ciò che sento da tempo? Dimmi. Tutti i giorni su Antenna Sicilia alle 12:50 E 19:20 c'è chi la vuole cotta. Eccoci di nuovo in diretta con un ospite, il dottor Claudio Di Stefano, che è un farmacista, con cui vogliamo parlare dei cambiamenti in arrivo nelle nostre farmacie, che non forniranno soltanto farmaci ma servizi sanitari. Infatti presto, accanto alla Croce Verde che solitamente si vede illuminata e che segnala appunto la presenza di una farmacia, vedremo la nuova scritta farmacia dei servizi. Per fare cosa, dottore? Buongiorno. Sono delle attività diverse appunto dalla distribuzione del farmaco, ma che appunto si configurano come attività di servizio. Di cosa si tratta? Si tratta della necessità di potenziare l'assistenza territoriale. Noi abbiamo un bellissimo servizio sanitario pubblico, fiore all'occhiello, ma che non può reggere tutte le prestazioni che vengono richieste dai cittadini. Questo abbiamo visto le lunghe liste di attesa anche stamane, non solo in Sicilia, un po' dappertutto, è infatti un problema nazionale, non solo siciliano. Quindi fortunatamente c'è questa possibilità di cure, infatti l'Italia è un paese che è molto longevo, però è naturale che tutte le prestazioni è difficile erogarle attraverso il sistema pubblico. Facciamo degli esempi, anche test pediatrici per i bambini per esempio. Anche, allora se vogliamo fare un elenco diciamo di queste attività, parliamo, sì, le più caratteristiche, parliamo della telemedicina. Per esempio, telemedicina, questa è una cosa che ci proietta nel futuro. Sì, che cos'è? Sì, allora sono tutte le attività, esempio l'elettrocardiogramma, l'oltrepressorio, l'oltrecardiaco, che possono oggi essere svolte anche con della strumentazione appunto eseguita in farmacia e poi con un referto che viene fatto da un medico che sta a distanza. A distanza. Ecco, tele vuol dire lì, medicina a distanza. Quindi, ma anche assistenza domiciliare. L'assistenza domiciliare è un altro aspetto importante perché tanti soggetti, per lo più anziani oggi, hanno necessità di essere seguiti per le terapie croniche, un'ipertensione, un diabete, una bronchite cronica, sono patologie abbastanza comuni e possono essere curate, però il dato statistico è che non c'è una sufficiente, si chiama aderenza terapeutica, cioè il rispetto da parte del cittadino della cura che viene prescritta.
Quindi l'intervento di un professionista sanitario, in questo caso noi forniamo la nostra assistenza, può servire a migliorare la performance di cura e quindi di conseguenza a curarsi meglio, e il sistema sanitario ne trae un vantaggio perché naturalmente chi si cura meglio costa di meno. Snellisce quell'altro. Ma anche i rimborsi, è vero? Ho letto qualcosa del genere. C'è una cornice normativa che è stata adesso completata a livello nazionale e verrà anche a livello nelle varie regioni adesso seguita, che riguarda appunto la possibilità che alcune di queste prestazioni vengano erogate attraverso il sistema sanitario, quindi con il rimborso al cittadino della prestazione. Che cosa fanno già però le farmacie? Ci sono alcuni servizi in più che vengono? Sì, già le farmacie diciamo, hanno cominciato da qualche anno, si dice in questi casi a macchia di leopardo, cioè alcune sì e con alcuni servizi. Adesso c'è la possibilità di implementare, quindi si andrà su quelli che abbiamo appena detto, c'è tutto il campo delle analisi, c'è tutto il campo degli screening, c'è tutto il campo della prevenzione. Glicemia, colesterolo, trigliceridi, l'emoglobina glicata. Questi si possono fare già adesso. Importante saperlo. Sì, perché dà l'immediato accesso, per esempio un'emoglobina glicata, che è un esame che a casa è difficile fare e che invece è molto importante per il diabetico, per il soggetto che necessita di questo controllo, si può facilmente, quindi la facilità di accesso alla prestazione è la caratteristica che può dare la farmacia. Il nuovo disegno di legge introduce anche la possibilità di fare i vaccini, cosa che peraltro in alcune farmacie già si faceva. Sì, noi abbiamo avuto il momento emergenziale, cioè il Covid che ha determinato una necessità di andare in via immediata. Adesso c'erano i gazebo, se qualcuno si ricorda, i gazebo fuori dalle farmacie, le file. Oggi la farmacia si può strutturare anche con l'investimento economico, e si prevede anche la possibilità di locali esterni che possono meglio svolgere questa attività, quindi vaccinazione Covid, antinfluenzale e altre vaccinazioni che verranno poi man mano inserite in questa possibilità di attività. E ci sarà anche però, sempre parlando di telemedicina, che è un termine che un po' ci spaventa ma dall'altro ci affascina, anche l'elettrocardiogramma, anche questioni che riguardano la pressione, il cuore. Sì, tutte queste attività, l'elettrocardiogramma, gli Holter. Come si chiamano? Holter è la misurazione della pressione nell'arco delle 24 ore, è un esame che viene richiesto al cardiologo per monitorare durante la giornata. Quindi dura 24 ore? Dura 24 ore. È importante sottolineare un aspetto, che per tutte queste attività che abbiamo elencato e tutte le altre esiste una formazione specifica da parte del farmacista, cioè noi abbiamo fatto una modifica del corso di laurea, quindi verrà da sé nei prossimi anni e quindi già saranno formati i farmacisti per questa attività. Ma per ognuna si deve seguire una formazione dei corsi obbligatori, questo anche per dare una garanzia al cittadino della qualità del servizio che viene erogato. Siete contenti che dovete tornare a scuola? Sì, noi siamo contenti perché intanto comunque la formazione la facciamo sempre, però questo è un aspetto di qualificazione professionale di cui andiamo molto orgogliosi, perché ci viene riconosciuta dai cittadini e ora anche dal decisore politico. Ecco, quindi in qualche modo, come dire, la classe politica e il potere legislativo prende atto di ciò che di fatto sta già avvenendo. Secondo noi sì, cioè si è creato la necessità, quindi abbiamo dato disponibilità e i risultati sono stati evidentemente riconosciuti. E comprende anche la prossima, diciamo, attività delle farmacie, anche i test diagnostici, è vero? Sì. Parliamo ovviamente dai famosi tamponi contro il Covid, ma anche si parla dello streptococco, quindi quelli che sono legati alle patologie influenzali o anche altri che ne verranno. Poi i test diagnostici sono anche, per esempio, un aspetto molto importante è quello degli screening. Noi facciamo lo screening del colon retto, che è adesso è possibile farlo già nelle farmacie che aderiscono, invito anche i cittadini, perché è un test gratuito, basta avere più di 50 anni, esibendo la tessera sanitaria, si ha un kit e si può fare a casa il prelievo del campione fecale e riportarlo in farmacia e si ha il risultato da parte del laboratorio dell'ASP. Quindi questo è un servizio gratuito ma che permette a un cittadino di avere uno screening su un aspetto importante della propria salute. Ma è vero che poi a un certo punto
soprattutto nelle farmacie si potrà scegliere proprio addirittura il proprio medico. Esatto, altre attività di questo tipo sono una sorta di front office del Servizio Sanitario Nazionale, quindi scelta del medico, anche prenotazioni delle visite presso le strutture pubbliche, che è un problema perché effettivamente la telefonata non sempre è facile ottenere la linea, e insomma, soprattutto per un cittadini che sono alle prese con analisi difficili, con prestazioni difficili, non sanno come barcamenare, quindi questo è un altro aspetto che verrà no, le semplificazioni sono certamente di grande interesse e come dire, rendono più disponibili noi cittadini, ma non c'è il rischio di fare confusione un po' tra il servizio sanitario, che è quello che sappiamo, che però poi ha anche livelli di efficienza altissimi, e poi invece andare in una farmacia non rischiamo di cortocircuiti? Certo. Ecco perché si è voluto mettere una cornice legislativa, cioè bisogna garantire certi standard. E quindi anche il discorso dei locali esterni, cioè se la farmacia intende, e non è obbligata, ma intende svolgere queste attività, deve garantire certi standard di livello, quindi formare i farmacisti dal punto di vista culturale della professione, ma anche i locali, le strutture devono essere adeguate a garantire quel tipo di servizio. Quindi non può essere il semplice luogo dove si va a prendere il farmaco? Sì, quello è un'attività tradizionale che sicuramente rappresenta comunque il core business importante della farmacia, ma naturalmente questa attività che si affianca deve essere svolta in maniera professionale. E quindi prima di tutto i locali e poi via via il resto. Beh, complimenti. Che tempi possiamo prevedere, dottore? Già il percorso è avviato, quindi io penso che comunque nei prossimi mesi già si cominceranno a vedere queste attività in maniera più importante. Benissimo, allora saremo noi a raccontarla appena cominceranno a essere in funzione. Grazie al dottor Di Grazie Stefano. a voi per l'invito. E naturalmente attenzione quindi ai nuovi ambulatori di prossimità che ci dovranno aiutare a semplificare anche il nostro rapporto con la sanità pubblica, che non sempre è facilissimo, pur essendo, come dire, ai livelli alti che conosciamo, però tante volte poi ci ingolfiamo, e quindi questa semplificazione potrebbe aiutarci sicuramente. Grazie, facciamo una breve pausa e poi dopo parleremo di altri argomenti. Paesaggi aperti, nome affascinante, vi spiegheremo meglio tutto fra poco. State con noi, buongiorno Sicilia. Allora, parliamo di paesaggi aperti che fa tappa a Catania. Con noi Maria Grazia Leonardi, che è Presidente dell'Istituto Nazionale di Architettura della Regione Sicilia. In collegamento c'è Lucia Pierro, che è consigliere. Buongiorno e benvenuta a entrambe. Cominciamo prima di tutto per capire cos'è Paesaggi Aperti. Sì, allora Paesaggi Aperti è un progetto che l'Istituto Nazionale di Architettura, insieme appunto alla sezione Sicilia, sta realizzando grazie ad un finanziamento del Ministero dell'Università e della Ricerca. Perché? Perché siamo partiti da Danilo Dolci, in realtà da un progetto appunto che mirava ad un'analisi sociale in tutta la Sicilia, che partisse un po' dalle condizioni post-Covid, che partisse dal basso per poter arrivare ad una questione di rigenerazione urbana partecipativa e quindi di valorizzazione, insomma, di una buona parte di quelli che sono i nostri paesaggi, ma i nostri anche paesaggi urbani, in particolar modo quelli periferici, anche se a volte si trovano all'interno dei centri storici urbani, che in tutta la Sicilia. Recentemente avete fatto tappa a Catania, in particolare al Monastero dei Benedettini in Piazza Dante. Che cosa è successo lì? Sì, ci stiamo concentrando infatti in questo momento su 3 aree di Catania, che sono il quartiere Antico Corso in primis, seguirà brevissimo Librino e poi andremo a San Berillo. Allora, al quartiere Antico Corso abbiamo ragionato insieme a tutti gli stakeholders che si occupano del
della tutela e del governo, insomma, del territorio, abbiamo ragionato su come in qualche modo, su quali sono i progetti che attualmente sono in corso nell'ambito anche della legge 13 del 2015 e quindi della ristrutturazione urbanistica di questa plurimillenaria porzione di centro storico, come effettivamente poter mettere insieme tutti questi stakeholders per poter fare delle piccole azioni di rigenerazione negli spazi interstiziali, mettendo a sistema tutti questi progetti. Cosa sono gli stakeholders? Allora, innanzitutto sono tutti gli attori che ovviamente riguardano questo processo di rigenerazione, quindi in primis ovviamente la Regione Sicilia, che detiene le aree, diciamo, possiede le aree degli ospedali in disuso, dell'ospedale Vittorio Emanuele, l'ex ospedale Santa Marta e l'ex ospedale dell'ospedale Santo Bambino, oltre che del Ferrarotto poi più in là, insomma qui vicino a queste aree, ma anche ovviamente insomma la città, insomma il comune di Catania. Infatti era presente il vice sindaco, il professore Paolo La Greca, assessore all'urbanistica e insomma ai rapporti con l'università, era presente l'Università di Catania. Lucia Pierro, mi ascolta, che accoglienza c'è stata da parte della città quando avete fatto questa prima incursione di Catania Antico Corso? Devo dire è stata inaspettatamente partecipata, considerando anche che abbiamo avuto questo incontro all'Antico Corso il giorno prima di Pasqua, quindi si vede che è effettivamente un tema molto caldo per la città e che ci sono appunto molte forze che si agitano in questo luogo, anche perché appunto è uno dei luoghi più abitati della città, storicamente appunto da sempre presidiato anche da una comunità molto forte, studenti, gruppi sociali che insomma si occupano di dare sostegno a parti marginali della popolazione, e in tutto questo chiaramente uno scenario che sta molto cambiando, rischiando anche probabilmente di gentrificare questa parte della città, quindi devo dire è stata molto partecipati, sono stati molto partecipati questi incontri, al di là anche delle aspettative, considerato proprio le giornate in cui si sono tenuti. Quindi c'è un'attesa, una partecipazione da parte dei cittadini, ci sarà una prossima tappa dal 20 al 27, lì che succede? Allora sì, naturalmente questa tappa noi la stiamo organizzando con i vari stakeholders, tra i quali non avevo elencato l'importantissima presenza del Comitato Popolare Antico Corso e di officine culturali che si occupano anche di valorizzazione del monastero e del territorio intorno. E quindi sì, ci aspettiamo di coinvolgere gli istituti scolastici, faremo ancora in anticipo il 15 aprile in pomeriggio alle 15:30 una visita insieme all'Università di Catania, insieme agli studenti dell'Università di Catania, ma focalizzata prevalentemente sul verde, sulla carenza di verde e soprattutto diciamo su quelle che sono le condizioni del verde parzialmente esistente sia nel monastero ma soprattutto diciamo negli spazi appunto interstiziali che vanno tra questi ospedali e insomma i grandi beni da mettere a sistema. E voi intercettate anche, come dire, il lavoro, la ricerca, le attese di altri enti pubblici, enti di ricerca, associazioni? Sì, cerchiamo di metterli tutti insieme per creare appunto una mappa di comunità, quindi cercare di capire quali sono tutte le esigenze di questi diversi attori, soprattutto degli abitanti di questo quartiere, in modo tale comunque da realizzare un documento che raccolga tutte queste esigenze e poi entro giugno realizzare un piccolo workshop di progettazione che in qualche modo possa integrare questi grandi progetti e metterli a sistema e soprattutto appunto mettendo a sistema tutte queste diverse esigenze. Quindi Piero, alla fine dovrete come dire, rivolgerete il vostro lavoro, lo presenterete a chi? Alle istituzioni politiche, immagino? Sì. Sì, io poi volevo aggiungere una cosa, chiaramente uno dei focus principali è appunto a Catania, però questo progetto, come anticipava l'architetto Leonardi, ha anche dei focus in altre parti della Sicilia.
A breve saremo a Favara, dove ci concentreremo sullo studio di un comparto nel quale si pensa di provare a costruire delle nuove forme di abitazione che permettano anche l'insediamento dei migranti. Prossimamente ci sarà anche una tappa a Palermo, da dove vi sto parlando, e dove, oltre ad una ricognizione su una serie di interventi portati avanti da varie associazioni, verrà fatto poi in estate un altro workshop. Ci sono poi altre puntate in altre parti della città, perché appunto questo progetto era pensato in qualche modo anche per cercare di sondare un po' la situazione della partecipazione, o comunque della possibilità di fare rete tra pubblico e privato in varie parti della Sicilia, proprio provando, appunto, come diceva l'architetto Leonardi, a rileggere anche questo approccio multiscalare messo in qualche modo appunto nella Sicilia degli anni 50 da Dolci, quindi un approccio che permetta di fare parlare anche, diciamo, figure differenti e quindi appunto quella che oggi chiamiamo società civile, i vari stakeholders, con anche le forze politiche che poi trasformano le città e i paesaggi. Stavamo facendo il risultato, poi sarà sì. Allora noi cerchiamo è una ricerca e continuiamo, Lucia, ad interfacciarsi continuamente appunto con le amministrazioni, quindi con ovviamente con coloro che gestiscono anche il governo di questi territori, per cui la scelta è proprio di lavorare tutti quanti insieme, di confrontarci per fare dei progetti condivisi e potrebbe essere il primo condivisibili. passo? Quale potrebbe essere, per esempio? Allora, il primo passo, noi abbiamo appunto realizzato questo primo incontro proprio per fare il punto della situazione, per ascoltare le diverse modalità di approccio alla rigenerazione di questo quartiere, e quindi il 20 ascolteremo gli abitanti del quartiere insieme, coinvolgendo sempre chi sarà di buona volontà della nostra amministrazione locale a partecipare, in modo tale da fare un lavoro che sia condiviso fin dall'inizio. E finora è stato così? Sì, finora è stato così. Insomma, abbiamo avuto, devo dire, un approccio positivo, e comunque vogliamo continuare ad avere un approccio costruttivo nelle prossime tappe. Benissimo, allora vi auguriamo buon lavoro, fateci sapere quando poi continuerete le vostre esplorazioni nel quartiere dell'antico corso di Catania dal 20 al 27 aprile. Grazie all'architetto Maria Grazia Leonardi e a Lucia Piero, grazie per essere state con noi. Arrivederci e grazie. Buon lavoro e buona giornata. Facciamo una breve pausa, poi parleremo d'altro. State con noi, buongiorno Sicilia. Mancano pochi minuti alle 9, siete a Buongiorno Sicilia, continuiamo con un'occhiata ai quotidiani con Angelo Gagliano. Allora, andiamo ad approfondire il passaggio dal mercato tutelato a quello libero per quanto riguarda l'energia, perché, vedi Michele, leggiamo insieme ai nostri telespettatori, c'è la beffa in bolletta. Beffa in bolletta, ai. Il passaggio al mercato libero costerà alle famiglie 135 euro in più. Nessuna offerta infatti è più conveniente del servizio di maggiore tutela, e il governo e la ARERA non riescono a risolvere le anomalie del sistema. Quindi passaggio al mercato libero ci comporterà e comporterà per tutte le famiglie 135 euro in più a bolletta. Cioè, dovrebbe essere il contrario, no? Ci dovrebbe essere, insomma, una concorrenza per cui si abbassano i prezzi. In realtà al momento non è così. Questo, diciamo, per una prima curiosità. Ce n'è un'altra, parliamo di comunicazioni stavolta, perché Elon Musk va contro Tim, perché dice che sta ostacolando la nostra rete veloce. Starlink, la società di internet satellitare, ha mandato 2 esposti sia al governo che all'Agcom, quindi in questo momento il suo progetto di internet veloce in Italia non si può realizzare perché secondo lui certo c'è Tim che
non permette, rallenta. Esattamente, impedisce questa situazione. Questo dice Musk. Questo dice Musk. Poi ci sono un paio di notizie ancora che riguardano lo smart working, i giovani al bivio. È comodo ma frena la carriera. Questo da un punto di vista, diciamo, per il lavoro agile si torna alle regole pre-Covid, ma ormai nelle aziende si usa sempre più e tra i millennials da remoto sale la frustrazione perché si trova a tornare, diciamo, in qualche modo a lavorare in ufficio. Lo stesso tema viene affrontato dal Messaggero. Fine dello smart working, in 400.000 tornano in ufficio, 400.000 Ma è persone. pazzesco, pazzesco. È scaduta l'ultima proroga, stop all'obbligo di lavoro agile per i fragili genitori degli under 14. Certo. La misura potrà ancora essere usata se c'è l'intesa tra il datore di lavoro e i dipendenti. Vediamo qualche numero. 128.000 le imprese interessate da processi di lavoro agile, poi ancora 3,6 milioni gli addetti interessati allo smart working, 400.000, questo è il numero che vogliamo sottolineare. Eccolo qui, è andato via, però adesso lo ribecchiamo, tranquilli, non è un problema. Quello ero io, non era il tuo. No, è saltata la pagina, quindi non riusciamo, diciamo, in qualche modo... Ma questi 400.000 in realtà avevano, diciamo così, una protezione particolare, erano quelli che gli ultimi ad avere una certa protezione secondo quell'articolo che... Secondo l'articolo che abbiamo letto prima, sì, eccolo qui, vedete, 400.000 lavoratori che da oggi non avranno più diritto allo smart working. Questa è la situazione. Altre notizie che riguardano però stavolta il fisco e il fisco nei confronti dei dipendenti. Eccolo qui, leggiamo: fisco ai dipendenti un extra di 1.000 euro per accelerare il PNRR. Che cosa significa? Sarà un bonus a sorpresa nel decreto tagli e incentivi, sono stati stanziati 51 milioni, risorse per la caccia agli evasori, le coperture dal fondo taglia tasse. Questo è quello che prevede il fisco per accelerare il processo verso l'attuazione del PNRR. E poi c'è una curiosità che riguarda le prossime elezioni europee, perché c'è una campagna dell'Unione Europea. Taylor Swift e Maneskin, diciamo, arruolati per fare votare i più giovani, vengono coinvolti. Commissione e Parlamento lanciano la mobilitazione contro l'astensionismo, l'iniziativa per coinvolgere i ragazzi, incontri con i leader ed eventi in città. Quindi c'è un nuovo modo, in qualche modo, di fare anche campagna elettorale o quantomeno, insomma, di invogliare i giovani a votare. Nel 2019 fu l'alta partecipazione degli under 40 a evitare che i votanti fossero meno del 50% e quindi si sta cercando di trovare delle contromisure. Bruxelles vuole coinvolgere le pop star per portare i giovani alle urne proprio il prossimo 9 di giugno. I nomi in ballo: abbiamo parlato di Taylor Swift, che già negli USA ha lanciato un appello al voto, Maneskin e la cantautrice e attrice spagnola Rosalía, che vediamo in basso in questa foto per l'appunto. Questa è una curiosità che ha il Messaggero. Beh, interessante. Poi, sì, sicuramente stimolare i giovani a votare, perché è un modo diverso per approcciarsi alle elezioni. Poi ci sono altre notizie. Stavolta andiamo sulle pagine interne di Repubblica e c'è un libro intervista, Il segreto di Bergoglio. Leggiamo qualcosina. Tentarono di usarmi per bruciare Ratzinger. Francesco ricorda le manovre del conclave nel 2005 contro il predecessore, ma era il mio candidato, l'unico che in quel momento poteva diventare Papa. Quindi pensate, torna indietro di tantissimo tempo Papa Francesco e racconta in questo libro intervista dei particolari, delle cose, dei particolari inediti. Adesso andiamo invece a parlare di nuove tecnologie, perché di tanto in tanto a noi piace fare riferimento anche all'intelligenza artificiale. A Wall Street è partita la sfida tra tech e intelligenza artificiale. Le Fab Four, cioè praticamente le 4 aziende più grosse
che si contendono il mercato stanno trainando il listino degli Stati Uniti e valgono da sole, pensate, il 50% dell'indice. È veramente un numero impressionante. A guardare la crescita è il produttore, a guidare la crescita il produttore californiano che ha l'80% del mercato dei chip. Dopo una lunga luna di miele, gli investitori ora snobbano Tesla, Apple e Google, quindi si rivolgono ad altre realtà di questo mondo virtuale, fra virgolette, della tecnologia. E un'ultima curiosità dalla rassegna stampa, questa è davvero interessante. Poi andremo sull'almanacco, volevo anticipare che subito dopo vedremo l'almanacco. Guarda, questa è una cosa curiosissima, una legge per i baby geni. Che cosa significa? Salti di classe e corsi ad hoc. Pensa, al Senato è arrivata un'iniziativa che è bipartisan per accompagnare gli studenti plus dotati. Il piano: personale docente dedicato e un percorso scolastico più rapido, quindi chi è più avanti rispetto anche all'età, chi mostra di avere delle qualità particolari, e allora avrà questo percorso diverso. E quanti sono? C'è anche un numero in Italia. Secondo i proponenti della legge, in Italia sono circa 430.000, il 5% degli alunni scolastici. Per altre associazioni si tratta del 2%. Il DDL in Senato propone di aiutarli con piani didattici ad hoc, un tutor che li segua e comunque monitori i loro progressi e la possibilità di frequentare anche anni di studio più avanzati rispetto a quelli per cui hanno l'età. E tutto potrebbe partire con un triennio di sperimentazione. Questa è la nuova frontiera per gli studenti, per i geni che ci sono nelle classi italiane. Bene, e adesso è il momento dell'almanacco. A Buongiorno Sicilia. Il 2 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, un appuntamento annuale istituito nel 2007 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In Italia le statistiche indicano che circa un bambino su 77 tra i 7 e i 9 anni è interessato da questa condizione. È fondamentale promuovere una maggiore comprensione e accettazione sociale dell'autismo per costruire un futuro più inclusivo per tutti. Vi siete mai chiesti perché alcune persone hanno più rughe di altre? Oltre ai geni e allo stile di vita, uno studio dell'Università della California svela un altro colpevole: i microorganismi sulla nostra pelle. Sembra che un microbioma variegato possa aumentare le zampe di gallina, cioè le rughe intorno agli occhi. Quindi la prossima volta che vi guardate allo specchio, ricordate che non siete soli. Oggi esploriamo la parola gattabuia. Questo termine, che usiamo per indicare il carcere, ha radici curiose. Alcuni pensano che venga da gattaiola, la piccola porta usata per far entrare gatti, ma c'è chi crede che derivi dal greco katogeia, che significa sotterraneo. In Sicilia catoio è una stanza buia e seminterrata. La prima volta che abbiamo letto la parola gattabuia in un libro? Nel 1883, in Le avventure di Pinocchio, quando il povero burattino finisce in prigione per aver accusato il gatto e la volpe.